A tutti voi buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Il clima cambia, il clima ci cambia e questo è il titolo che abbiamo scelto per la puntata di questa sera. Affronteremo un tema importante, quello dei cambiamenti climatici. Certo, sì, anche un po' di massimi sistemi, ma poi andremo molto nel concreto, andremo a capire quali sono gli effetti di questi cambiamenti climatici anche in Friuli Venezia Giulia. Già, perché di solito quando si parla di cambiamenti climatici si pensa a qualcosa di molto lontano da noi, lontano nel tempo, qualcosa che riguarderà le future generazioni, lontano geograficamente, altri paesi nel mondo. In realtà ci stiamo accorgendo di quanto questi cambiamenti climatici interessino ogni regione della Terra e di conseguenza tutti noi. Anche nella nostra regione ci siamo accorti che qualcosa sta cambiando. Pensiamo ad esempio alle temperature, pensiamo ad esempio alle precipitazioni, alla loro intensità, la loro frequenza. Abbiamo visto anche di recente nella nostra regione fenomeni avversi, si parla di fenomeni estremi che in poco tempo riescono a creare danni davvero importanti e queste non sono più questioni che riguardano popolazioni, comunità lontane da noi. Abbiamo visto che cosa è successo nell'ultimo anno in Europa, pensiamo alla Germania, pensiamo al Belgio, alla stessa Italia, al Friuli Venezia Giulia che ha dovuto fare i conti con questi fenomeni. Andremo un po' a fare il punto della situazione, abbiamo coinvolto per questa puntata rappresentanti insomma di enti del territorio che sicuramente ci aiuteranno a capirne di più, anche perché poi quello che vorremmo capire anche è che cosa c'è di irreversibile in tutto ciò, se invece siamo ancora in tempo per poter fare qualcosa di utile, in qualche maniera invertire questa tendenza sempre più preoccupante. E allora vado a presentarvi gli ospiti che sono in studio con noi questa sera. Saluto e ringrazio per la sua presenza Paola Del Negro, grazie davvero per essere con noi in studio, direttore generale dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, grazie davvero per essere con noi. Saluto e ringrazio anche Valentina Gallina dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, grazie anche a lei per la sua presenza e non poteva mancare qui con noi stasera in studio Antonino Renda che cura per Telefriuli le previsioni del tempo. Grazie Antonino per essere con noi. E partirei proprio da te. Abbiamo detto di questi eventi meteorologici avversi che hanno riguardato anche nei giorni scorsi il Friuli Venezia Giulia con questo fortunale che ha lasciato strascichi e danni in particolare nel Pordenonese, ma non solo. Si diceva però di un problema che riguarda in generale l'Italia. Ieri pomeriggio è stata volta di Roma, di Napoli. Insomma, vediamo che il nostro paese, le nostre città sono sempre più in difficoltà a causa di questi fenomeni. Cosa ci puoi dire a tal proposito? A tal proposito diciamo subito che il principale responsabile di tutto ciò è il gran caldo che ormai da decenni ci interessa, soprattutto con ondate di calore delle quali una volta non avevamo neanche il sentore, visto che, ad esempio, giusto per dare qualche dato, prima del luglio del 1983 la nostra regione non aveva mai sperimentato i 35 gradi e proprio alla fine di quel mese di luglio noi per la prima volta nella stazione di Udine abbiamo registrato tale valore. 35 gradi, un valore una volta eccezionale, che ormai è diventato, tra virgolette, usuale. Quindi ormai è usuale avere questi valori. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, le nostre estati sono contornate da giornate e over anche 35 gradi, quindi che raggiungono temperature anche più alte. Non dimentichiamo ad esempio nel 2015 cosa abbiamo raggiunto, che valore abbiamo registrato. Per la prima volta siamo riusciti a sfiorare, ma in alcune zone anche a toccare, i 40 gradi. Ebbene, proprio le ondate di caldo, e anche quest'estate ne ha avute diverse, soprattutto nel mese di giugno, ma anche negli altri mesi, seguite da delle infiltrazioni di aria umida e fresca atlantica, portano a questi contrasti, portano a questi fenomeni molto violenti, in grado di scaricare in breve tempo, parliamo di veramente anche di poche decine di minuti, quantitativi di pioggia, ma anche di grandine eccezionali, con chicchi che hanno raggiunto anche nella nostra regione veramente delle dimensioni enormi. Pensiamo appunto all'ultimo episodio ad Azzano X,
poche settimane fa ha visto chicchi dell'ordine dei 10-12 centimetri di diametro, cioè in pratica grandi quanto una mano di un uomo, quindi veramente cose eccezionali purtroppo. E che cosa succede in questo periodo? Che a fronte delle giornate di gran caldo, quando vediamo il cielo annuvolarsi e poi diventare proprio nero, sale la preoccupazione perché cominciamo a immaginare che quello che ci attenderà di lì a poco sarà appunto un fenomeno che si svilupperà in questi termini, con questa violenza. E allora sentiamo l'ARPA a tal proposito, proprio per tornare su questo filone, con il caldo e quella che è stata l'evoluzione poi nel corso degli anni, il famoso cambiamento delle temperature. Sì, è vero, è stato misurato, vediamo qui questo grafico che parla della stazione di Udine che ha la serie storica più lunga e si vede proprio come la temperatura è aumentata e negli ultimi decenni presentano le temperature più alte mai registrate. Infatti abbiamo osservato e misurato che la temperatura media si sta aumentando di 0,3 gradi per decennio ed è soprattutto l'estate che è quella che risente dell'incremento più consistente. Non solo cambia e aumenta la temperatura media, ma aumentano anche i giorni caldi, tant'è che nel periodo dal 1991 al 2020 i giorni caldi sono raddoppiati e abbiamo visto anche quest'anno che è stato un anno in cui i giorni caldi sono stati molto più alti della norma. Abbiamo avuto 47 giorni caldi rispetto a una norma che è di 36,5 giorni caldi. E insomma abbiamo preso come riferimento Udine che ci permette di andare un po' indietro nel tempo. Dicevamo prima dell'inizio della trasmissione che non è sempre facile avere percezione di questo cambiamento, ci vuole un po' di memoria storica, no? Per ricordarsi come erano le cose prima e come sono oggi. In particolare si diceva, beh, le nuove generazioni sono insomma cresciute con queste condizioni e non ricordano come fanno, diciamo, i meno giovani, come erano le estati anni fa, quelle durante le quali non era raro, anzi era piuttosto normale che la sera in piena estate ci si mettesse addosso qualcosa di più pesante, le maniche lunghe, per dirlo in termini semplici, è così? Ma sì, è proprio vero, è difficile a volte far percepire, far capire che di cambiamento climatico si parla quando si parla di almeno 30 anni, ma anche più. Quindi non è il singolo evento, non è il singolo mese o il singolo giorno freddo che fanno la differenza, ma bensì è la tendenza, che in questo grafico si vede benissimo, perché partiamo da una linea che è quasi del tutto blu o verde e semplicemente vedendo i colori ci accorgiamo che l'ultimo decennio soprattutto, ma dal 1990 circa, vediamo una tendenza in forte aumento. E questo insomma già ci dà l'idea del tema, poi naturalmente entreremo un po' più nel dettaglio. Cambiamenti, dottoressa Del Nero, che interessano anche il mare. Certo, assolutamente. Infatti la cosa sorprendente anche per il mare non è tanto la temperatura assoluta, il fatto che la temperatura dell'acqua raggiunga i 30 gradi, ma è il periodo in cui questa temperatura rimane elevata e quest'anno abbiamo visto proprio il perdurare di temperature altissime dell'acqua del Golfo di Trieste, nello specifico, per periodi molto lunghi. E bisogna dire anche che assistiamo al contrario a un mancato raffreddamento durante l'inverno, perché le temperature del mare, che classicamente in questa zona dell'Adriatico settentrionale potevano raggiungere anche i 6 gradi durante i mesi invernali, soprattutto in febbraio, negli ultimi anni non sono mai scesi molto al di sotto degli 8-10 gradi. Per cui molto caldo d'estate per periodi molto lunghi e molto meno freddo d'inverno e il raggiungimento di temperature molto più alte durante l'inverno. Questo che cosa comporta? Che effetti ha? Ma diciamo che gli effetti possono essere di varia origine, no? Noi quando pensiamo al mare pensiamo immediatamente alle comunità biologiche che vivono all'interno dell'ecosistema marino. Le comunità biologiche delle nostre acque sono adattate a variazioni di temperatura molto alte, perché l'Adriatico, essendo la parte più settentrionale del Mediterraneo, ovviamente ha sempre avuto queste variazioni di temperatura, dall'alta all'estate al molto fredda d'inverno. Ricordiamo la Bora, i grossi raffreddamenti che avvengono con
collabora, per cui gli organismi grandi si adattano abbastanza a queste temperature. Però che cosa succede? Che se noi abbiamo il perdurare di temperature molto alte durante l'estate, delle specie aliene ad esempio, specie che arrivano in qualche modo in queste acque, trovano la possibilità di adattarsi molto bene. Pensiamo alla noce di mare che tutti abbiamo visto durante queste estati, organismo atlantico arrivato con le acque di zavorra delle navi, che ha trovato una situazione ideale perché la temperatura in questo golfo scende veramente molto poco durante l'inverno. Quindi in un contesto diverso questa specie probabilmente non sarebbe sopravvissuta, con questi cambiamenti, con queste temperature riesce a riprodursi, e l'effetto che poi è visibile agli occhi di chiunque frequenti il mare. Questo è quello che succede. Certo. Questo proprio per sottolineare quanto dicevamo prima, che appunto in modi diversi questi cambiamenti hanno degli effetti, e che questi effetti li possiamo vedere in qualche maniera misurare. Adesso ci fermiamo, facciamo una pausa per la pubblicità, poi riprenderemo parlando di un report del marzo 2018 che è stato elaborato da quelle che sono le principali istituzioni scientifiche del territorio del Friuli Venezia Giulia, che sono andate insomma proprio a verificare gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro territorio. Tra pochissimo. Di nuovo in studio con Elettroshock. Come dicevo prima della pubblicità, c'è un report che risale a marzo 2018, si sono sedute attorno ad un tavolo le principali istituzioni scientifiche del territorio per elaborare questo documento, coinvolte sia l'ARPA, per fare riferimento insomma agli ospiti che abbiamo presenti in studio, che l'OGS. Allora inizio con Valentina Gallina, intanto spieghiamo che cos'è questo studio, come è stato elaborato, che cosa avete analizzato? Sì, allora questo studio appunto ha visto come capogruppo, diciamo, l'ARPA Friuli Venezia Giulia, ma ha visto il coinvolgimento di un sacco di istituzioni della nostra regione, come appunto OGS, ma anche l'ICTP, il CNR ISMAR di Trieste, l'Università di Udine, l'Università di Trieste e la regione stessa. Questo è un po' il caposaldo di quello che è la climatologia e il clima futuro per il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto la possibilità di creare delle proiezioni di cambiamento climatico non solo per la temperatura e la precipitazione, ma anche per quanto riguarda la criosfera e il mare. In questo report ci sono anche un inventario, se così vogliamo chiamarlo, dei possibili impatti dei cambiamenti climatici che potrebbero affliggere la nostra regione, e anche alcuni casi studio specifici che hanno utilizzato gli scenari e le proiezioni utilizzate. Diciamo che in questo report è stato fatto uno sforzo non indifferente, che è stato quello appunto di convogliare tutte le conoscenze del territorio in un unico documento. Allora andiamo un po' più nel dettaglio, in particolare ecco, quali sono gli aspetti che ritiene più significativi e che possono aiutarci ecco, ad avere un'idea di quello che sta succedendo. Ma è importante intanto, come si diceva prima, non guardare soltanto il singolo evento, ma quindi guardare quella che è la tendenza, e anche la tendenza a fine secolo. Per quanto riguarda ad esempio le temperature, utilizzando 15 modelli climatici regionali e confrontando diversi scenari, quindi lo scenario in cui riusciamo a ridurre le emissioni di gas serra secondo l'accordo di Parigi, è uno scenario in cui, chiamato business as usual, in cui appunto le emissioni continuano come stanno facendo adesso. Ecco, si vede che a fine secolo la differenza sulle nostre decisioni, che dobbiamo assolutamente prendere in questi anni perché il tempo ormai stringe, ci daranno anche una diversa tendenza di un aumento di temperatura, comunque più significativo in estate, che è la stessa tendenza che stiamo notando in questi anni. Non solo, ma le precipitazioni ovviamente cambieranno, la tendenza non è così evidente come quella delle temperature, ma si può dire anche in questo caso che le nostre decisioni potranno influenzare sicuramente la possibilità o meno di avere cambiamenti più o meno significativi. Sempre a fine secolo si può vedere che per l'inverno ci sarà un aumento per entrambi gli scenari, sia per l'accordo di Parigi, se l'accordo di Parigi venisse rispettato, sia se continuassimo come ora, ma per quanto riguarda l'estate
un continuo utilizzo delle emissioni di gas serra, un continuo utilizzo di CO2 porterebbe a diminuzioni sostanziali di precipitazioni. Ricordiamo che già adesso l'agricoltura in estate risente di grossi stress idrici, quindi ovviamente in un futuro di questo genere lo stress sarà ancora più evidente e più efficace. Dottoressa Del Negro, rispetto a questo report che cosa vuole sottolineare? Che cosa secondo lei è bene evidenziare? Ma diciamo che sono tutti dati molto legati uno all'altro. L'andamento della temperatura atmosferica influenza notevolmente l'andamento della temperatura in mare, le condizioni del mare. Diciamo che un mare molto meno freddo, soprattutto d'inverno, è un mare che porta a un rallentamento della circolazione. Noi ricordiamo che l'Adriatico e il Golfo di Trieste in particolare è uno dei grandi motori di tutto il Mediterraneo, e questo motore è innestato proprio dal freddo e non dal caldo. L'acqua fredda, densa, ricca di sale, che si forma con gli eventi di bora, con l'evaporazione dovuta alla bora, fa sì, associata alla temperatura molto bassa, fa sì che si formino delle masse d'acqua molto dense che scivolano lungo la morfologia del fondale dall'Adriatico e vanno verso il Mediterraneo. Quest'acqua che scende richiama acqua da sud e questo movimento innesca la circolazione del Mediterraneo. Se l'acqua non è fredda e non si raffredda, questo necessariamente impedisce tutta la circolazione e questo provoca conseguenze, direi, che possono diventare veramente disastrose, perché non c'è un ricambio idrico, perché il mare influenza il clima costiero ovviamente, e quindi questo è un legame molto stretto tra le condizioni atmosferiche e le condizioni del mare. È una relazione imprescindibile, diciamo, per cui dobbiamo necessariamente tenerne conto. Insomma, questi sono i famosi effetti a catena che in qualche maniera dobbiamo disinnescare. Per tornare a quanto si diceva prima, appunto i diversi scenari che si possono immaginare per il futuro, quelli che partono dal presupposto che non riusciamo a fare nulla, a non cambiare le attuali condizioni, quelli invece che prevedono che da qui in poi qualcosa cambi anche in maniera importante. Che cosa c'è di compromesso, dottoressa Del Negro? O di irreversibile? Ma insomma. diciamo che la cosa più preoccupante potrebbe essere l'innalzamento del livello del mare, perché diciamo questa grande massa oceanica, ricordiamoci che l'oceano rappresenta il 71% della superficie del nostro pianeta, quindi quando noi parliamo del mare e dell'oceano praticamente parliamo di più della metà di tutto il nostro pianeta. L'incremento di temperature che hanno influenzato gli oceani in questo momento ovviamente possono portare a qualcosa che è difficilmente rallentabile, perché i liquidi assoggettati ad un aumento di temperatura in qualche modo si espandono, no? E quindi questo fenomeno è difficile da bloccare immediatamente, si può senz'altro rallentare, però è un fenomeno che è partito e ovviamente questo innalzamento del livello del mare, che noi generalmente pensiamo sia causato dallo scioglimento dei ghiacci artici, che peraltro sono prevalentemente di origine marina, quindi influenzano poco l'innalzamento del livello del mare, invece è fortemente legato allo scioglimento dovuto alle alte temperature di tutta l'acqua dolce contenuta in questo pianeta, quindi le calotte antartiche, la Groenlandia, ma anche i ghiacciai alpini e sulle montagne. Quindi questo secondo me è un fenomeno un pochino più preoccupante, sul quale difficilmente si riuscirà a fare qualcosa. Si può fare molto e dobbiamo fare molto invece per cercare di arrestare tutti gli altri fenomeni. Abbiamo parlato del mare, lei faceva riferimento all'Adriatico, il ruolo che l'Adriatico ha rispetto al Mediterraneo, al Golfo di Trieste. Non dimentichiamoci della laguna, che è un altro scenario, no, caratteristico tipico di questa regione. E la laguna che rischi corre? Beh, la laguna diciamo che ha rischi di vario tipo. Uno legato agli scambi mare-laguna,
quindi diciamo se le temperature anche del mare e della laguna e le differenze di salinità non sono così rilevanti, lo scambio che è importante per la laguna affinché la laguna continui a vivere, se questo scambio è rallentato ovviamente questo è un problema. Se c'è un innalzamento del livello del mare ci potrebbe essere un'inevitabile preoccupazione per la laguna e non possiamo trascurare anche il fatto di tutte le specie. Infatti questa noce di mare che citavo, se dà un problema in mare, dà un problema enorme in laguna, perché le acque della laguna tendono a riscaldarsi molto di più rispetto a quelle del mare e quindi la noce di mare ha invaso la laguna creando dei danni veramente notevoli ai poveri pescatori lagunari e a tutto l'ecosistema lagunare. Ecco, ormai ho qualche anno che sentiamo parlare di specie aliene che vengono studiate e monitorate con attenzione anche nel nostro territorio, perché anche qui si parla di effetti a catena. Ormai sono diverse queste specie aliene attenzionate. Sì, sono molte. La Regione devo dire che sta facendo un'azione veramente esemplare nei censimenti e nei controlli e devo dire che come dimostra questo report di cui stavamo parlando, la Regione Friuli Venezia Giulia ha un grande vantaggio di aver costruito una grande sinergia tra tutti gli enti e le istituzioni che prestano attenzione all'ambiente e quindi questo ci porta ad una sicurezza notevole, c'è sinergia tra l'amministrazione, la ricerca, il controllo che fa l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e questo ci porta avanti, diciamo, rispetto agli altri, se non altro perché conosciamo, e questo è il punto di partenza principale, conosciamo bene quello che ci sta intorno. E allora torno a questo proposito da Valentina Gallina proprio per ripartire da qui. L'analisi di quello che succede, un attento monitoraggio della situazione e poi appunto ci sono anche delle decisioni da prendere, perché insomma non basta analizzare e capire qual è lo stato di fatto. Sì, è vero, per quanto riguarda il cambiamento climatico le azioni devono essere prese in modo abbastanza veloce perché ormai anche l'IPCC, che è l'ente governativo internazionale che si occupa a livello globale di cambiamenti climatici, ha affermato che mancano veramente pochi anni per arrivare all'irreversibile. Quindi non siamo proprio alla fine di tutto, ma è necessario veramente agire. Come agire? Ci sono due modi per agire sul cambiamento climatico e devono essere intrapresi entrambi, da una parte la mitigazione e dall'altra l'adattamento. Per mitigazione si intende quindi ridurre i gas climalteranti, i gas a effetto serra e l'Europa ha fatto un enorme passo recentemente perché è stata proprio di pochi mesi fa la notizia di una legge ambientale che obbliga a arrivare al 2030 al 55% di riduzione di gas a effetto serra e arrivare al 2050 alla neutralità climatica. Neutralità climatica significa ciò che consumiamo, tutto quello che noi consumiamo deve essere anche in qualche modo compensato dall'altra parte. E poi c'è l'adattamento. L'adattamento significa compensare e far fronte a quelli che sono gli effetti negativi del cambiamento climatico, quindi a quelli che sono gli impatti. In questo caso si parla di azioni e piani a livello locale. Qualcosa già si sta facendo in regione, abbiamo una strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, abbiamo diversi comuni che hanno aderito al patto dei sindaci, quindi ecco, si tratta di spingere un po' rispetto a queste decisioni e cercare di essere compatti insomma in queste azioni. Una presa di coscienza che deve partire dal basso, deve partire dall'alto, da entrambe le parti? Direi da entrambe le parti. Se c'è una spinta dal basso probabilmente ci saranno anche delle azioni concrete dall'alto, ma sicuramente mitigazione significa avere delle basi globali di azione. E insomma qui poi c'è in gioco la responsabilità di ciascuno di noi che abita questo pianeta. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo da Antonino Renda per farci raccontare di come sta andando quest'estate, anche questo mese di agosto. Cercheremo di capire se l'estate, intesa come insomma temperature oltre i 30 gradi, è finita oppure no. E, insomma parleremo anche di un tempo in cui non esisteva l'aria condizionata nelle case, nemmeno nelle macchine.
Sembra veramente un'altra epoca, un'altra era, però effettivamente questo per dire che qualche cambiamento insomma c'è stato. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio. Allora vi proponiamo adesso un contributo nel corso di questo mese di agosto, in particolare nelle giornate più calde. Siamo così andati in luoghi normalmente frequentati da parte di chi ha voglia di trovare un po' di refrigerio. Insomma, sono tante le location che si prestano in tal senso in regione. Abbiamo fatto un salto tra l'altro a Barcola, ma anche a Tabine Beach. Sentiamo che cosa ci hanno raccontato le persone che abbiamo intervistato. La colonnina di mercurio ha toccato e superato i 33 gradi in quasi tutta la regione. Unico posto al fresco, si fa per dire, la montagna, dove a Tarvisio, secondo i rilievi Osmer, si sono superati comunque 26 gradi. Trieste è indicata tra le città a bollino arancione da domani e per un paio di giorni. Di certo, Barcola, in un giorno festivo si presentava, se non al gran completo, tipico del weekend, già con un bel numero di persone tra Pineta in cerca dell'ombra e lungomare in cerca della tintarella. Acqua calda, temperatura fresca. Perfetta, si sta proprio bene. Certo, meno che qua si sta meglio, è bello, acqua bella, fresca. Si intensificano gli effetti dell'ondata di calore portata dall'anticiclone africano. La situazione non dovrebbe cambiare almeno fino a Ferragosto e questa è la settimana più calda dell'anno. In molti cercano refrigerio anche nei fiumi. Oggi alla Tabine Beach di Ragogna c'è chi arrivava anche da fuori regione. È freddissima, sì, si sta da Dio però. Con il caldo che abbiamo sofferto in questi giorni a Firenze ne è valsa la pena. Tanti chilometri, ma ne è valsa la pena. Abitiamo qua vicino, quindi veniamo abbastanza spesso, solo che oggi fa abbastanza caldo. Non è facile stare qua sotto. Poi il tagliamento è fresca e quindi si sta molto bene. Il caldo, poi ti bagni e torni un po' meglio. L'acqua è stupenda, fredda al punto giusto, ci si può anche immergere senza avere tanti problemi, meglio di così. Allora Antonino, che mese di agosto è quello 2021? Un mese di agosto che ha visto proprio quella settimana lì, proprio verso metà mese, il periodo di Ferragosto, proprio la più calda dell'intera estate. Non tanto come durata della fase calda, che è durata appunto una settimana, ma come valori assoluti. Infatti, proprio in questa settimana abbiamo registrato per più giorni 34-35 gradi, quindi sono state temperature anche localmente fino a 36-37 gradi e quindi possiamo dire che i picchi li abbiamo raggiunti ad agosto, ma attenzione però, perché agosto era cominciato in maniera piuttosto, se vogliamo, fresca, con temperature nei primi giorni del mese piuttosto basse, se vogliamo, un po' sotto la media, quindi la prima settimana leggermente sotto la media e questa settimana di gran caldo, quindi con temperature fino a 5-6 gradi al di sopra della media, ma adesso siamo di fronte a un periodo al di sotto della media, quindi da adesso in poi vivremo delle giornate, per colpa soprattutto dell'arrivo di correnti piuttosto fresche dal nord Europa, decisamente fredde, e mi riferisco in particolar modo al fine settimana. Quindi se vogliamo fare un computo del mese, dell'intero mese di agosto, possiamo dire che eravamo ben al di sopra della media del periodo fino al 20-22 di questo mese. Successivamente abbiamo cominciato a perdere dei decimi ed è probabile, anzi diciamo senz'altro possibile, che entro fine mese l'intero mese si porti su valori medi, quindi ovviamente nel computo di tutti i giorni del mese, intorno alla media del periodo, o addirittura, se farà davvero così freddo come credo, tra virgolette ovviamente riguardando sempre le temperature, i valori medi tipici del periodo, potremmo addirittura in alcune zone scendere al di sotto della media. Quindi un agosto che è stato caldo soprattutto nella sua parte centrale, ma che grazie all'inizio del mese e alla fine del mese potrebbe chiudere in media o leggermente al di sotto della media del periodo. Ecco, ricordiamo dal punto di vista meteorologico quando termina l'estate. Ecco, facciamo chiarezza appunto, un po' come tutte le stagioni. La differenza è che l'estate astronomica termina il 21-22, ovviamente a seconda dell'anno, settembre, mentre quella meteorologica termina a fine agosto, quindi dal 1° settembre entra per convenzione l'autunno meteorologico.
Diciamo comunque che con questa settimana l'estate dei 30 gradi è finita, quella non c'è più. Assolutamente, anzi oserei dire che appunto in diverse giornate potremmo raggiungere delle massime anche al di sotto dei 24-25 gradi, con delle minime notturne che soprattutto quando terminerà la bora potranno scendere localmente anche in pianura al di sotto dei 10 gradi. E non è detto che in montagna non si registrino già le prime temperature al di sotto dello zero entro fine mese. Ovviamente si tratta di una fase fredda e questo non vuol dire che appunto a settembre non possano tornare delle giornate anche più miti in seguito. Ecco, anche ormai siamo abituati un po' a tutto, le code dell'inverno, le code dell'estate, l'anticipazione dell'autunno, ormai insomma non ci sono più le mezze stagioni, così abbiamo detto veramente tutto. Ecco, quando si pensa a un'estate calda, terribilmente calda, il pensiero va subito al 2003, no? Vogliamo raccontare che cosa è successo allora in questi quasi 20 anni? Assolutamente, il 2003 è noto non soltanto per i valori assoluti che abbiamo registrato. Per la prima volta abbiamo avuto una lunghissima serie di giornate a partire dal mese di maggio, quindi non soltanto in estate, temperature ben al di sopra della media. Siamo andati sopra i 34-35 gradi per decine e decine di giorni senza alcuna interruzione, tant'è vero che abbiamo registrato il mese di agosto più caldo di sempre, ma anche il mese in assoluto di tutta la serie che abbiamo più caldo, con ad esempio Udine una temperatura media, attenzione alla temperatura media, il risultato della temperatura minima più la temperatura massima diviso 2, quindi non sono le temperature massime, di 26,8 gradi, quindi una temperatura di oltre 4 gradi in quel momento al di sopra della media del periodo. Per tutto il mese di agosto, ma anche giugno e luglio hanno registrato temperature eccezionali. Praticamente una lunga estate in compagnia dell'anticiclone africano che non ha concesso alcuna tregua. Anche per questo rimane e probabilmente rimarrà ancora per molto tempo, nonostante appunto il riscaldamento globale e gli effetti sulla nostra regione, ancora l'estate più calda di sempre. E al secondo posto troviamo l'estate del 2019 che comunque dista su 3 mesi 1 grado. Pensate a tutti i 90 giorni dell'estate, al di sotto ogni giorno 1 grado inferiore rispetto al 2003, ad ogni giorno dell'estate 2003, quindi si tratta comunque di un bel distacco. È veramente difficile avvicinare quell'estate nonostante ci abbiamo provato in tante estati con valori esagerati, come dicevo prima. Nel luglio 2015 abbiamo registrato per la prima volta nella nostra regione anche i 40 gradi, temperature decisamente africane, e nonostante questo anche l'estate 2015 ha chiuso di oltre 1,5 gradi al di sotto dell'estate 2003, quindi un'estate che apparentemente, attenzione, sembra irraggiungibile come durata del caldo e come intensità, quindi il rapporto tra la durata e l'intensità del caldo. Ma vedremo, speriamo ovviamente di non rivivere un'estate del genere, se riusciremo appunto ad avvicinarci nuovamente a tali valori. Una curiosità sicuramente più leggera, che cosa ne pensi di questa moda di dare un nome alle ondate di calore o comunque, insomma l'ultimo è stato Lucifero, no? Con i quali abbiamo fatto una moda di importazione, ma ce ne sono stati appunto... Da Caronte a finire con Lucifero. Diciamo che c'è già un ente tedesco che è deputato a dare i nomi sia delle depressioni che delle celle di alta pressione, quindi ogni figura barica, volendole definire concettualmente, ha il suo nome, ma viene già dato da un ente berlinese. Quindi il fatto che molti siti utilizzino tali nomi, che ovviamente aiutano anche ad acchiappare molti click e quindi fanno anche i loro interessi, acchiappano anche l'attenzione, voglio dire, del telespettatore, così come del lettore. Quindi sentire che dall'arrivo di Lucifero può destare probabilmente anche più l'attenzione. Io comunque sia non sono d'accordo ovviamente, perché credo che parlare già di ondata di caldo e descriverne gli effetti sia già sufficiente. Quindi... Restiamo sempre nell'ambito delle terminologie che vengono utilizzate spesso impropriamente, in riferimento in questo caso alle precipitazioni. Allora, abbiamo parlato delle precipitazioni particolarmente intense, abbiamo parlato anche di queste grandinate, ci siamo abituati ormai anche a sentir soffiare in maniera veramente violenta, no? Il vento, e abbiamo visto e misurato quanti danni il vento ha fatto anche nel nostro territorio. Ma
davvero ci sono state così tante trombe d'aria? Perché spesso si sente dire è passata una tromba d'aria qui, è passata una tromba d'aria lì, e poi ci sono anche le famose bombe d'acqua, no? Che sono un'altra espressione che ricorre, vedo i brividi, scorgo. Ce li ho davvero i brividi. Allora, diciamo subito essenzialmente che la tendenza, probabilmente giornalistica se vogliamo, senza offendere ovviamente nessuno, soprattutto i presenti, i presenti chiaramente, è quella di appunto attribuire a qualsiasi fenomeno appunto dovuto al vento subito tromba d'aria. Cioè qualsiasi vento al di sopra degli 80-90 all'ora, fosse anche la bora, ormai è diventata per antonomasia tromba d'aria. In realtà il 90-95% dei nostri fenomeni violenti sono dovuti a delle raffiche lineari, proprio dovute all'intensità e alla velocità con la quale il temporale sprigiona tutta la sua energia. Quindi solitamente queste raffiche le troviamo soprattutto nella fase iniziale di questi temporali, e sono raffiche che possono raggiungere i 100-120 km/h, ma in molti casi, anche quest'estate, hanno superato i 150 km/h. Tra il maggio e giugno, ad esempio, del 2005, per citare un evento abbastanza storico che ha abbattuto degli alberi secolari nei giardini Ricasoli a Udine, sono state registrate raffiche ben al di sopra dei 200-220 km/h. Quindi sono dei fenomeni che non hanno nulla a che vedere né con gli uragani né con le trombe d'aria, ma che possono sprigionare un'energia e avere degli effetti devastanti sul territorio, sulle cose, sulle persone, che possono appunto essere impattanti, un po' come un uragano e appunto anche come una tromba d'aria. Questo senza escludere che anche la nostra regione, ad esempio nella zona a sud-ovest tra San Vito al Tagliamento, quelle aree lì, San Michele, può avere spesso anche dei fenomeni vorticosi, ma diciamo percentualmente il 90-95% degli episodi riguarda sempre raffiche lineari. Quindi questo downburst che spero riesca a entrare nelle case di tutti, nel senso ovviamente come concetto, come espressione, chiaramente, come espressione, e non speriamo come di non fenomeno. averne mai a che fare, ovviamente. No, assolutamente ne abbiamo già Certo. abbastanza, no? Quindi è sufficiente così. Ma insomma ci piaceva, ecco, anche qui l'idea di fare un po' di chiarezza, perché visto che con questi fenomeni purtroppo dovremo fare i conti, è anche bene insomma conoscerli e anche definirli nella maniera corretta. Abbiamo ancora una pausa per la pubblicità, poi andremo a chiudere, a fare una riflessione finale rispetto ai cambiamenti climatici dei quali abbiamo parlato questa sera. Tra poco. Abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Stiamo parlando di cambiamenti climatici che interessano anche il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo parlato insomma di alcuni effetti, abbiamo ipotizzato anche scenari futuri che sono strettamente legati a quello che saremo in grado o no di fare da qui al prossimo, all'immediato futuro. Ripartirei proprio da qui con Valentina Gallina dell'ARPA, perché insomma quello che ci preoccupa in questo momento è ovviamente il futuro, quello che potrà succedere. Continuiamo a chiederci che cosa possiamo fare, chi lo può fare. Sono tanti gli obiettivi che ci siamo posti a livello internazionale, a livello europeo. Quando si tratta di andare un po' a tirare le somme scopriamo sempre di essere troppo indietro, no? Rispetto agli obiettivi che ci poniamo. Sì, è vero, ripeto però l'Europa ha fatto grandi passi in avanti e sta agli Stati membri ovviamente adempiere alla legge sul clima che ha posto. È una legge molto importante perché appunto dà obbligo agli Stati di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissi, quindi ripeto 2030 con il 55% di riduzione delle emissioni e 2050 neutralità climatica. Ricordo che comunque già nel 2019 l'Europa aveva ottenuto una diminuzione dei gas a effetto serra del 4%, quindi diciamo la strada c'è. Forse più per la mitigazione, ma anche perché appunto si tratta di grandi sistemi e di cambiare un po' l'ottica di quella che è un po' il modo di vivere. Per quanto riguarda nel nostro piccolo, è chiaro che ad esempio ARPA sta proponendo ai vari enti e alle varie aziende di eseguire il calcolo dell'impronta di carbonio, ma lo possiamo fare anche noi semplicemente andando su Google e cercando appunto calcolo di impronta di carbonio, perché non è soltanto l'accendere la macchina
quello che porta a emissioni, ma è anche proprio le scelte di tutti i giorni, che vestiti compriamo, i rifiuti, cosa mangiamo. Quindi ecco, questo è quello che noi possiamo fare nel nostro piccolo per la mitigazione, nonché ovviamente supportare la regione, lo Stato. E poi appunto per quanto riguarda l'adattamento, il passo che abbiamo fatto in regione è stato lo studio conoscitivo, che appunto è soltanto una base di quello che può essere poi una futura strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. C'è la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e ci sono i patti dei sindaci, quindi ognuno di noi può andare a vedere se il proprio comune d'appartenenza ha aderito o meno e quindi cercare di supportare in qualche modo anche le autorità locali. Insomma, questo per dire, non aspettiamo che siano gli altri, non aspettiamo che siano i grandi, non aspettiamo che siano le istituzioni a fare qualcosa, anche noi nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità possiamo renderci utili sin da subito per fare qualcosa di utile per noi, per le generazioni future che insomma partono già con un bel carico sulle spalle, che magari non hanno fatto niente per meritarsi, però ce l'hanno tutto lì, sentiamo insomma, ecco, questo peso. Peraltro volevo segnalarvi che di cambiamenti climatici si è parlato anche questa mattina al meeting di Rimini. La parola chiave per raggiungere la piena transizione ecologica è responsabilità, un'espressione che abbiamo utilizzato prima. La lotta al cambiamento climatico necessita mutamenti delle abitudini individuali, allo stesso tempo le scelte ambientali impattano su tutti i comparti economici e sociali. Questi sono alcuni dei concetti che sono stati delineati appunto questa mattina a Rimini nel corso della tavola rotonda transizione ecologica e sostenibilità ambientale, una tavola rotonda alla quale ha partecipato anche l'assessore alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia Bini. Dottoressa Del Negro, responsabilità, torno su questo concetto con lei. Sì, è la parola chiave a mio avviso, e l'importante poi, come diceva lei e diceva anche la collega, è necessariamente far capire a tutte le persone che la responsabilità non è solo la responsabilità del politico, la responsabilità del grande amministratore, ma anche il singolo, ad esempio con le scelte alimentari, può incidere in modo estremamente importante. Se noi anche al supermercato operiamo delle scelte che siano delle scelte responsabili, riusciamo a dare un nostro piccolo contributo anche alla lotta al cambiamento climatico. Faccio un esempio per quello che riguarda il mare: abituarsi ad andare in pescheria e a comprare il pesce di stagione, così come andiamo dal fruttivendolo e prendiamo la frutta di stagione. Non ci sogneremmo di mangiare fragole in dicembre. Oppure, se le prendiamo, sappiamo che quelle fragole arrivano probabilmente chissà da dove, e quindi ecco che la loro impronta di carbonio ha un ruolo importante. Ecco, chiedo scusa perché ha usato questa espressione impronta di carbonio, che siamo abituati a sentire, insomma, utilizzare parecchio, visto che si parlava poi dei prossimi passi. Che cos'è? Che cosa si intende per impronta di carbonio? Beh, innanzitutto dobbiamo pensare che il carbonio è l'elemento fondamentale, no? Carbonio, idrogeno, ossigeno sono gli elementi base del nostro essere, della cellula in linea generale, per cui quando il carbonio è molto associato anche all'anidride carbonica che io produco. Il carbonio però è anche il costituente principale delle proteine, dei carboidrati, dei lipidi, cioè di tutte le sostanze che contribuiscono alla formazione della cellula. Per cui i processi metabolici trasformano queste sostanze in anidride carbonica. Quindi io, se mantengo in qualche modo il bilancio tra quello che consumo e quello che produco in termini di anidride carbonica, ho un'impronta di carbonio che è limitata. Se io invece consumo fino a produrre tantissima anidride carbonica, ecco che io produco più anidride carbonica rispetto a quello che invece utilizzo come sostanze organiche. Quindi il carbonio è l'elemento fondamentale di tutti questi
i bilanci, e io devo fare in modo di mangiare, ovviamente nutrirmi, e devo usare, perché magari noi fossimo come i vegetali che fanno la fotosintesi, utilizzano il sole e le sostanze nutritive. Io dico sempre, se avessi i capelli verdi se avessero la clorofilla e facessero fotosintesi, sarebbe magnifico, non avrei probabilmente problemi di dieta anche, ma invece non ce l'ho, sono un eterotrofo, ho bisogno di assorbire sostanze nutritive, però posso scegliere che sostanze nutritive assorbire, e qui è importante quindi l'azione del singolo. Ecco, questo volevo sottolineare, tornando a quello che si diceva prima, quello che i singoli individui possono fare con responsabilità, appunto. Vorrei spendere gli ultimi minuti per affrontare un altro aspetto che riguarda le istituzioni, riguarda anche le istituzioni scientifiche, che è quello della sensibilizzazione, no? C'è la coscienza, la consapevolezza di quello che sta succedendo, c'è la necessità di trasferire, no, l'urgenza di un cambiamento anche ai cittadini. Allora, che cosa si sta facendo? Si sta facendo abbastanza? Lo chiedo a lei, e poi dopo vedremo anche sul fronte ARPA qual è la situazione. Ma io direi diciamo, si sta facendo abbastanza, no, perché siamo partiti tardi nel fare, quindi adesso tutti stanno facendo, e stanno facendo al massimo delle loro possibilità, e abbiamo del tempo da recuperare per fare in modo che tutti abbiano una percezione molto importante relativamente a questo. Ad esempio la nave oceanografica dell'OGS, la Laura Bassi, in questo momento in Artico, sta facendo delle campagne conoscitive per proprio avere un'informazione di quello che sta succedendo ai poli, perché sappiamo che la condizione dei poli è una condizione fondamentale per tutto l'equilibrio climatico del pianeta, e dobbiamo diffonderla, dobbiamo far sapere a tutti quello che stiamo facendo. Lo stiamo facendo abbastanza, tutte le istituzioni lo stanno facendo abbastanza, però dobbiamo farlo sempre di più, dobbiamo entrare dappertutto e a parlare con tutti. Il problema è che il linguaggio deve essere semplice, deve essere comprensibile, e purtroppo noi ricercatori a volte non abbiamo questa caratteristica, io per prima, per cui sempre mi scuso, ma dobbiamo riuscire a trasmettere l'informazione e anche la voglia di poter fare qualcosa a tutti i cittadini. ARPA sta facendo anche un grandissimo lavoro in questo settore. E allora ce lo facciamo raccontare, in che modo siete impegnati sul fronte della sensibilizzazione? Noi cerchiamo di farlo in tutti i modi, e anzi la conoscenza e la comunicazione è la parte fondante anche proprio dell'adattamento di per sé, perché capire, conoscere che cosa c'è dietro anche a delle scelte e a delle decisioni o a degli studi scientifici è veramente fondamentale. E quindi noi cerchiamo in ogni modo di pubblicizzare, ma anche di spiegare il nostro studio. Cerchiamo di entrare nelle scuole attraverso alcune lezioni, purtroppo il Covid ha bloccato alcune di queste manifestazioni e di queste lezioni, stiamo cercando di riproporci online, ovviamente secondo le normative insomma vigenti, però diciamo che quello che a noi preme è comunicare, ma anche dare delle informazioni scientifiche concrete, quindi se da un lato abbiamo anche noi gli scienziati e comunque degli studi scientifici provanti, ma cerchiamo anche di dare delle notizie un po' più a usufrutto del singolo cittadino, quindi potete trovare nelle nostre news sia sul sito ARPA che su tutti i vari social informazioni magari più specifiche, più spicciole e più forse comprensibili a tutti. Ecco, per esempio il report del quale abbiamo parlato, abbiamo visto alcune slide riassuntive, chi volesse saperne di più, chi volesse accedere a queste informazioni le può trovare? Le trova sia sul sito arpa.friuliveneziagiulia.fvg.it sia che sul sito osmer.meteo.fvg.it e scaricabile anche dal QR code che vedete adesso in televisione. Oltre allo studio ci sono anche delle slide insomma riassuntive, ma nel sito nostro Osmer trovate anche tutte le slide che erano state fatte dai singoli enti che avevano partecipato nel 2018 proprio alla stesura di questo documento. E questo insomma è importante per chi volesse saperne di più. Ecco, abbiamo dato tutte le indicazioni del caso. Chiudo con una battuta ad Antonino Renna. Insomma, è tempo di cambio di stagione negli armadi?
Bella domanda. Diciamo che per questa settimana, soprattutto per il fine settimana, io cerco di consigliare a tutti i telespettatori di coprirsi a strati anche abbastanza bene, soprattutto di notte nel primo mattino, e attenzione alla bora, posso dare queste qua. E tornando a prima, che ci siamo dimenticati riguardo le bombe d'acqua. Le bombe d'acqua, le bombe certo. d'acqua, che avevo i brividi appunto prima sulla pelle, adesso diciamo subito no bombe d'acqua, sì a nubifragio. Nubifragio, bomba d'acqua. Nubifragio è il concetto corretto, ecco, per essere chiari e terminare così. Quindi per il weekend vestitevi a cipolla. Sì, assolutamente. Ci portiamo dietro l'ombrello. Ma in realtà questo nucleo di aria fredda porterà solo delle brevi e veloci precipitazioni, quindi non sarà sempre un weekend di maltempo, ma la bora sarà protagonista e soprattutto il calo delle temperature. Tra l'altro col vento che c'è, gli ombrellini quelli da borsetta ormai quindi ce li possiamo dimenticare. Sì, ma soltanto a tratti, attenzione, in alcuni momenti della giornata, soprattutto di notte nel primo mattino, ad esempio giovedì notte arriva il primo veloce nucleo, poi un altro all'inizio della giornata di sabato, ma attenzione, la protagonista assoluta sarà la bora e il calo delle temperature, che sorprenderà molti, visto che in pochi accetteranno l'idea di avere temperature quasi da metà fine ottobre a fine agosto. Ecco. Per Siete qualche giorno, avvisati? attenzione, per qualche giorno. Ma ecco, voglio essere... da quando esattamente? Già in questi giorni abbiamo avuto il primo calo delle temperature, nei prossimi giorni, tra la fine di giovedì e inizio di venerdì sarà maggiore, e fine settimana in compagnia del freddo per la stagione. Certo. Il concetto... Però hai fatto riferimento al mese di ottobre, temperature da ottobre a sì, fine agosto. minime localmente anche al di sotto dei 10 gradi, laddove avremo meno vento, e temperature massime che potranno in alcune giornate essere intorno ai 20 gradi, in qualche caso di poco sopra o di poco sotto, quindi sono temperature che ben poco hanno a che vedere con il mese di agosto. Insomma, siete avvertiti. Ringrazio moltissimo i nostri ospiti per le informazioni che ci hanno dato. Devo correggere la dottoressa Del Negro, è stata chiarissima. Credo che insomma quello che ci avete detto questa sera è chiaro, sia in termini di effetti che questi cambiamenti climatici hanno anche nel nostro territorio, sia in termini di mobilitazione individuale dei singoli, insomma, per riuscire a fare qualcosa di concreto e di utile. Grazie ancora, buon lavoro a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, ai tecnici in regia. Alla prossima, arrivederci.